Signori, partiamo? Siete pronti? Sì, nessuno mi risponde, ma io credo di sì. Sara, io vedo che lei c'è. Sì, Brava. ecco. Lei è la nostra speaker ufficiale, la facciamo leggere perché siamo passati al verbo e qui arrivano le dolenti note. Vediamo. Il verbo. Il verbo è la parte più importante del discorso perché indica un'azione. I verbi possono essere transitivi o intransitivi. I transitivi esprimono un'azione che dal soggetto passa al complemento oggetto. La H la mangia l'erba. Cioè, soggetto è la H, mangia complemento, predicato verbale, l'erba complemento oggetto. Gli intransitivi esprimono un'azione compiuta dal soggetto, ma possono essere seguiti da un altro complemento che non sia l'oggetto. La H la va al pascolo. Perfetto. Sono chiamate tempi le forme assunte del verbo per indicare il momento in cui si compie l'azione. Il presente, tempo semplice, esprime l'azione nel momento stesso in cui viene compiuta. Me mangia il gelato. Cioè, in questo momento io mangio il gelato. Me mangia il gelato. Nell'ambito del passato si distinguono l'imperfetto semplice, me mangiai il gelato, il passato prossimo, me ho mangiato il gelato, e il trapassato prossimo, me gli è mangiato il gelato, entrambi composti. Del tutto abbandonati il passato remoto e il trapassato remoto, in uso fino a metà Ottocento. Quindi noi non usiamo più in bergamasco né il passato remoto né il trapassato remoto. E questo è già un bel sollievo. Avanti. Nell'ambito del futuro si distinguono il futuro semplice, me mangerò il gelato, e il futuro anteriore composto, me avrò mangiato il gelato. Oltre ai tempi vi sono i modi. L'indicativo ci assicura che l'azione avviene, è avvenuta o avverrà sicuramente. Me mangia il gelato. Il condizionale, che l'azione potrebbe avvenire, me mangeres o il gelato, a patto che si realizzi la condizione espressa dal congiuntivo. Me mangeres o il gelato, se che ves voia. Che svoia. Mm. Seguono poi l'infinito, mangia o il gelato, l'imperativo, mangia o il gelato, e il participio, mangiato o il gelato. Assai raro ai nostri giorni è l'uso del gerundio, che però si ritrova in alcuni autori. Giuseppe Mazza, Regordando o Rugger. È una poesia di Giuseppe Mazza che ha questa come titolo utilizza il gerundio regordando, ma noi in bergamasco lo usiamo pochissimo o niente affatto. Gli ausiliari. Come in italiano, i verbi ausiliari essere, es e avere, iga, formano i tempi composti. La coniugazione del verbo essere, es, è la seguente. Bene, Modo, indi- partiamo. modo indicativo. Indicativo presente, meso, tetese, lule, noter amse, otersi, lurie. Ecco, guardate come il bergamasco, che è sempre povero, molto, molto stringato, con poche parole, è essenziale, quando si tratta di metterci dei pronomi è pieno di sorprese. Guardate questo, me so, ok, te, te, se, tu sei, ma tu sei proprio tu che sei, quindi te, te, se, lui, le, cioè, o anche le, naturalmente. Io ho messo solo lui, però se dovessi metterlo al femminile, le. Cioè, è proprio lei è quella che è. Noter am se, noi siamo, proprio noi, oter si, lur i è. Essi sono loro, sono proprio loro. Va bene? Dai, mettetevi le mani sugli occhi e la signora Anna, senza guardare sul foglio, mi dice l'indicativo presente è il verbo essere. Non la mano sulla bocca, sugli occhi. Adesso, adesso ho piato il tiorbo. Allora, messo Va bene. tete set, Mm, plus lait, mm, les laits, mm.
Noteran se, otera si e luri è. Non capisco perché mette la A, non è sbagliato, però non ha il bergamasco è abbastanza ha poche parole, quindi è inutile aggiungere una A dove non ci vuole. E anche a un certo punto lei ha detto tete set. Va bene, tete set bella, tete se una brascetta. C'è sempre la questione della cacofonia. Se abbiamo una parola che viene dopo che comincia per vocale, allora tete se una brascetta, te set, consonante bella, te set bra. Va bene, però va bene anche senza la T. Non sprechiamo lettere quando non è indispensabile. Questo vuole il bergamasco. Ok, andiamo avanti. Indicativo imperfetto. Sara, lei lo legge sempre, poi io lo chiedo a qualcun altro. Va Sei bene. a guardare. Va bene. Ok. Indicativo imperfetto. Mesie o sere, tetesiet o seret, lülera o lia, noter amsera o sia, oter sief o seref, lur iera. Perfetto. Allora, vediamo il signor, vediamo un po'. Il signor Giorgio, dai, che io vado a nozze con lei. Ecco il microfono, buonasera. Buonasera, buonasera. Dovrei ripetere Vivo presente senza guardarlo. l'imperfetto? Imperfetto, scusi, sì, senza Sì. guardarlo. Tanto lei. Messie, o se, vabbè, io lo dico. Messie, tetasie, lulera, notram sera, otersie, luriera. Luriera, Oppure, no, c'è l'altra forma, sì, mesere, tetaseret, lulera, notram sera, otersie, luriera. perfetto. Adesso forse ho fatto una sciocca. No, ma ha fatto bene, è perfetto, però non vedo più l'imperfetto. Dove è andato a Sì, finire? sono sul salito. Ah, ecco, bravo. Va bene, imperfetto. E questi sono sempre tempi semplici. Ne manca uno che è il futuro semplice. E me lo dice il signor Riccardo, dai, un altro che non abbiamo problemi a sentire. Mi limito a leggere o No, dai, lo dica, lo dica. me sarò, tete saret, lui sarà, notaran sarà, otar sarif, lui sarà. Ecco, anche in questo caso lei ha detto tete saret, va bene, ma anche senza la T, tete sarè. Te saré, bravo maestro, te saret con te des venit. A seconda della parola che segue, se inizia per vocale o per consonante, mettiamo o togliamo la T, ma è lo stesso per sari o sariv. Va bene, vanno bene tutte e due. Io ho messo Sarì perché il bergamasco non ha bisogno di tante lettere in più, però vanno benissimo, quindi tranquilli. Posso aggiungere ancora una Ah, cosa? assolutamente. Perché io ho detto te tasaret, Sì, non il te teseret. sì. Mentre in valseriana è to saret, addirittura Lo diventa so. una O. Certo, da qualche altra parte diventa una A. In Bergamo, io parlo del bergamasco di città, che è l'unico che conosco, è te sarè. O te sarì, lui sarà, ma te sarè. Te per noi. Ma qui non è un errore se uno dice, ma io vengo da Gandino e dico ta sarè oppure tu sarè. O, to. Va bene. Io però non li conosco gli altri dialetti, quindi vi propongo sempre quello di città, perché è l'unico che sono in grado di proporvi. Passato prossimo, partiamo con i tempi composti. Me lo dice la signora Marisa. Se vuole lo legge e poi lo dice con gli occhi chiusi. C'è signora Marisa? Sì. Buonasera, Buonasera. mi Passato scuso, ma ho appena scritto, sono collegata, ma sono al cellulare perché sto guidando. Ah, mamma mia, allora no, No, e infatti ho scritto, mi scuso, ma posso ascoltare, ma va bene, non posso fare di assolutamente. più. Tranquilla, va benissimo. Signora Anderetti, dai. Grazie.
Prego, grazie a lei. Adesso che Oh, no, finalmente. Dai, professoressa, a me ne piace anche la grammatica, sì, bene. La mi piace tanto. Oh, mamma mia, è l'unica lei. Va bene. No. Dai. Allora, passato prossimo, se vuole lo legge e poi me lo dice con gli occhi chiusi. Me sostac, me sostaccia, Bene. te se stac, le stac, noter a me stac, oter si stac, luri e stac. Mi ridica il noi? Noter? Noter am se stac. Brava, ecco. Oter si stac, lui è stac. Chiuda No, gli occhi. a me, noi siamo, Sì, proprio noi. Perché certo, ci vuole l'apostrofo, con la M per noi. certo. Chiuda gli occhi e me lo ridica. Me sostaccia. Te se stac. E se fosse una lei? Le staccia. Brava. Lui le stac. Le staccia. Noter am se stac. Ed è comunque non cambia dal femminile al maschile. No. Oter si stac, mentre invece potrebbe essere otre si stace. Anche notre in se stace. Ah, certo, notre in se stace al mercato. Certo. E lur? Lui è stace. E lure? E lure è stace. Brava. Va bene. Mi piace. Allora, trapassato prossimo. Chi è che me lo dice? La signora Arianna. Dai. Arianna, mi sente? No, a questo punto. Arianna non mi sente, quindi c'ha l'audio chiuso, Arianna. Adesso sì, prima era acceso, ma non andava. Adesso sì. Eccola, eccola qua. Ok. Passato prossimo. Mesostatno. Trapassato prossimo. Trapassato. o se Brava. stace. Tete fiet o seret istace. Lu ya o stace. Noter am sia o sere stace. Oter siev o serev istace. Lure ier stace. Vedete che, perfetto, vedete che quando c'è una parola prima che termina con consonante, io ho necessità di mettere una vocale davanti a stac. Oter serev istac, oppure siev istac, sempre per la questione della cacofonia, perché se voi doveste scrivere oter siev stac, nessuno ve lo segna come errore grave, ma non possiamo, non riusciamo a pronunciarlo bene, quindi abbiamo necessità di aggiungere una vocale. Non è però sbagliato ometterla. Ok? Va bene. Allora, Arianna, ha voglia lei di dirlo senza guardare? Ce la fa? Ci provo. Brava, dai. Am se o si restace. No, partiamo da io. Io, me. Me fiestace. Tu, Ti, te. te fiestace. Brava. Lui? Lestace o lestacia. Notem si stace. Oiter si stace. E pur stace. E mi ha detto il passato prossimo, ma io le avevo chiesto il trapassato prossimo. Am
si estac. Me si estac. Me si estac. Te si estac. Brava. Lu Lu, aier estac. l'era stac. Mm? Noi? Dici, oh. Cioè, suggeritori che mi suggeriscono sbagliato. No. Bocciati. Sì, i suggeritori dietro che mi suggeriscono sbagliato. Bocciati i suggeritori. Noi? Noter aiem No. sia stac. Noteram Aem sia stac. Voi? Oter siev stac. E lur aier stac. Brava, brava. Va bene, brava. Però riguardatevelo a casa, né? Non è che poi lo dimenticate per tutta la settimana. Lo so che non è semplice, però... Mi scusi, Giusy, cara. che differenza ci può essere fra amsia stac o msera stac? Nessuna differenza. Possiamo Sono utilizzare... proprio due modi diversi di dire la stessa cosa senza differenze. Assolutamente. Abbiamo anche sentito l'imperfetto che diceva mesere, osie, tete seret, osiet, lulera, noteram sia, omsera, oter siev, oserev e lur iera. Quindi E comunque sempre di Bergamo. è sempre di Bergamo. Senza inflessioni valigiane. No, assolutamente. Ok, grazie mille. Prego. Io volevo chiedere un'altra cosa invece. Tra Siev e Sief, si può dire anche Sief? Allora, è solo una questione di pronuncia. La F finale per noi è la V, anche se la pronunciamo F. Ok. Io dico se oter Sief istac, pronuncio la F perché mi è più semplice, ma è scritto Siev. Sempre una V quella finale, quando si tratta della seconda persona plurale, è sempre una V. Ok, grazie. Anche se si dice F. Futuro anteriore, sempre un tempo composto, me lo dice la signora Maraglino. Che ha il microfono spento. Signora Antonella. No, ha il microfono spento e non lo vuole accendere. Ardega. Vabbè, magari mentre aspettiamo che la signora si colleghi, sentiamo Irina. Irina, vuole dirlo lei il futuro semplice, il futuro anteriore? Sì, arrivo. Lo legga prima, poi dopo lo dice con gli occhi chiusi. Futuro anteriore composto. Sì, è un composto. Sì. Me sarò stac, o stacia. Sì, va bene. Te sarei stacia, lui sarà stac, noteram sarà stac, oter sari stac, lur i sarà stac. Brava, me lo dica senza guardare. Me sarò stac. Te? Te sarei stac, lui sarà stac, noter am sarà stac. Oter sari stac, lur i sarà stac. Bravissima. Adesso torniamo indietro, andiamo a vedere il presente semplice dell'indicativo. Mauro, torniamo indietro per piacere. Ecco, perfetto. Adesso io chiedo a qualcuno di voi di farmi una frase con il presente semplice, il presente del verbo essere. Per esempio, signora Aurora, che so che per lei è difficilissimo. Mi sente, signora Aurora? Brava. Con cosa faccio? Con un verbo che voglio al presente. Lei, la persona che vuole lei. Ok. Una ragazzina.
Me so de Berghem. Brava, ottimo, benissimo. Adesso però mi deve dire come la scrive. Allora, me con l'accento sulla E, Sì, ma quale accento? aperto, Dai, no, dai, chiuso, chiuso. chiuso. So, sempre con l'accento sulla O, Mm, sempre chiuso. mm, De, preposizione quindi senza accento. brava. E Berghem, senza accento. Ah no? No, Ci pensi sulla bene? prima E, Brava. E che Berghem, accento è? Aperto o chiuso? aperto. Brava, Berghem. Brava, 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 brava. Io ho detto alla signora, lei è la signora Aurora, ma dunque, no, aspetti, lei chi era? Che io mi sono persa le Sì, persone. sono Aurora. Aurora, perfetto. Volevo sentire la signora Lazzarini. Mi sente? Sì, sì, ma non sono molto brava io, eh. Lei è bravissima, perché insomma per lei è difficile, lo capisco. Provi a vedere se riesce a farmi una frase con una qualsiasi delle persone del verbo Ok. essere, all'indicativo presente. Ok. Ehm, te se mangia, Eh, eh, tot, eh. Te te sai se mangiare? No, mangia, no, magna, mangiare. No. mangia, Te se va bene, ma ah, è verbo essere. Faccia una frase col verbo essere in italiano. sì, eh, Tu? tu hai mangiato tutta la polenta. No, no, essere, non avere, essere. Ah, sì, sì, ok, Tu? sì, sì, capisco. Ehm, te sei, Faccia in italiano, faccia in italiano. tu sei andato in città. Te, Bene, te sei Dutch, andat in città. in città. In città. Brava, brava. De Berghem. E Berghem, De brava. Berghem de Ura. Va bene. No, Berghem è Berghem. Di Spuragna de Sota. Vabbè, brava. Me ne faccia un'altra, dai. Me la faccia prima in italiano. Ok. Sempre con Mm. l'indicativo Eh, presente. ehm, loro, Mm. sono andati. Vabbè, eh, ma basta andarci. Allora, loro sono bei ragazzi. Lur, ie, i bel Bei, i bel bei cec, cech. i bel Brava, cec, brava, bei cech. Bravissima. bel cec. Bravissima. Ancora una, dai. Ok, La fortuna un po', dai. sì. Noi siamo insieme a Basta. chiesa. Noi siamo insieme. Noter, AMC, Mm? ehm, insieme, Insema. a chiesa, Ah, in Cesa. in chiesa, Cesa, Cesa, Cesa. Con la chiesa, Cesa. in Allora, chiesa. noter am sé, un Eh? tema, un Cesa. Noter AMC, Insema, insieme a chiesa, in Cesa. in chiesa. Va bene, brava, brava. Veniamo un po' più giù. Indicativo imperfetto. Mi dice una frase Anna. Arrivo, scusate, devo sempre inserire. Allora, sempre col verbo essere? Sì, parliamo solo degli ausiliari per stasera. Te siete in Dacia a Roma. Va bene, tu eri andata a Roma, perfetto. Va bene. Passato prossimo, me ne faccia una, sempre lei, Anna. Allora, passato prossimo, dunque, so appena staccia
H. Bene, brava, perfetto. Come lo scriviamo? Appena. Allora, appena, proprio scritto così, con l'accento sulla E, Sì. Aperto? acuto. Sì, va bene, perfetto. Aperto, sì. Brava. H, come scrive H? Allora, K con l'accento grave sulla A. Perché ha anche un accento acuto, la A? No, forse probabilmente non ce ne vogliono proprio. Oh, va bene, ci sta, K. Sono i monosillabi accentati, li abbiamo visti. K, da, sta. Però l'accento è grave o acuto? È grave. Ma perché esiste anche un accento acuto per la A? Non mi ricordo. La A ha sempre un solo accento, è solo l'accento grave. Sono solo la O e la E che E la possono O e la E che hanno anche la possibilità. fare in maniera diversa. Posso dire O posso dire O, posso dire E, posso dire E, ma È sempre aperta. sono sempre aperti, anche se i suoni sono chiusi, perché la I e la U hanno dei suoni chiusi, ma l'accento è sempre quello grave, cioè aperto. Va bene. La signora Cassi, Eccomi. brava, mi fa un trapassato prossimo? Una frase che vuole lei? Ieri sera su Stacia al cinema. Ma quello è un passato prossimo. Io le ho chiesto Ah un... no, trapassato. Eh, ieri sera sera Stacia al cinema. Va benissimo. Adesso le chiedo la stessa frase, me la dica al passato remoto. Ieri sera al cinema. Questo è un imperfetto. Allora, Io ho passato. bisogno al passato remoto. È un tiro birbone. Il passato remoto non Sì, esiste. non è... Olè. Il passato remoto non esiste e neanche il trapassato remoto. Quindi l'unico è il trapassato prossimo. Facciamo Ok. una frase al futuro anteriore. Sarò stata. Mm. Lela sarà stata a Balà. Bene, perfetto. Mi dica una cosa. Lei come lo scrive? Allora, lei con un accento Sì. grave. Ah sì? Le? No, Lei? No, le. Quindi chiuso. è chiuso. Quindi chiuso per forza. Perfetto. La sarà, sappiamo, accento sulla A normale, stacia, accento sulla A normale, al cinema. Oh, scriviamo la parola cinema in bergamasco. Come facciamo? È una parola tronca, piana o sdrucciola? Cinema, sulla I? Sì, è una parola sdrucciola, quindi va Brociola. accento sulla I, mentre la Chiuso. parola piana non si accenta mai. Ok. Ma l'accento che mette sulla I di cinema è chiuso o aperto? È grave o acuto? Chiuso. Ma dai, esiste anche un accento aperto? No, sulla I no. Ah, e allora? Grave. Allora l'accento lo mette o non lo mette? Sulla parola cinema. Certo.
Se lo metto sulla I è chiuso per forza. È aperto per forza, anche se il suono è Ok. chiuso, Ok. sulla I, sulla A e sulla U è sempre accento grave, cioè è aperto. Il suono Ok. è chiuso, ma l'accento è sempre l'accento grave, cioè l'accento aperto, che va Aperto. dalla sinistra in alto alla destra in basso. Quello è l'accento grave. Va bene? Dai, Sì. saliamo Mauro, ti prego. Perfetto. No, scendiamo, perdonami. Ecco, futuro anteriore abbiamo fatto. Congiuntivo. Porca miseria, qui arrivano le dolenti note. Questo mi piace. Allora, visto che piace, tocca a lei. Presente. Presente. Che me sies. Che tete sies, che lui sies, che noter am sies, che oter siet, che luri sies. Però il te siet. Che mi perdo, che tete siet. Ah, perfetto. Che tete siet. Bene. Ecco, che io fossi, che tu fossi, che lui fosse, che noi fossimo, che voi foste e che essi e loro o fossero. Ma abbiamo sbagliato tempo, perché quello che lei mi ha detto è il congiuntivo imperfetto. Che io sia, che brava. io, aspetta, che me pensi che me si è sbella? Oh, brava, perfetto. Me pensi che si è sbella. Che te siet bel? Me pensi che lui si è bravo? Che noter am si è intelligent? Va bene? Che oter si è un'altra parola che oter si è vabbè, è chiaro Sì. che oter si è attenc. Brava. Che lur i si è urdinac. Va bene, perfetto. Mi dica attenc, come lo scrive? Allora, attenc con 2 C. Brava. Accenti? È grave sulla E. Brava, attenc, bravissima. Urdinac? Urdinac con l'accento grave sulla A. Ah, e l'accento acuto sulla A quando lo mette lei? Scusi, non ho capito. Allora, lei mi ha detto, metto l'accento grave sulla A di Urdinac, e va bene. Sì. Ma quando mette l'accento acuto sulla A? Urdinac. No, urdinac è una parola piana. No, è una parola tronca perché... È una parola tronca. Finisce qui. con consonante. Urdinac lo metto sulla A. E va bene. E lei mi ha detto metto l'accento grave sulla A. E va bene. Però le domando in generale, quando mette l'accento acuto sulla A? Quando la parola è tronca? No, mai! La ha un solo accento. Sì. Va benissimo. Allora, la A ha sempre l'accento grave, sempre. Certo, certo. Noi pronunciamo A ed è sempre A. Non abbiamo come la Però dobbiamo dare l'inflessione di dove deve cadere l'accento. L'accento tonico lo dobbiamo mettere, ma è sempre un accento grave, perché la A è un accento solo, come la I e come la U. Le uniche che hanno 2 accenti diversi sono la E e la O. E la O. Giusto oggi in internet c'era uno che chiedeva la differenza fra poco l'accento acuto e poco l'accento grave. Non esiste po. No, pardon, so e so. Ah, va bene. Con gli accenti acuti. Me so, io sono. Me il so, io lo so. Ma è sempre l'accento acuto? Me il so. No, loro l'avevano messo con uno accento acuto e uno col grave. Io sono. Me so.
Ecco, no, l'avevano messo con l'accento grave uno e con l'accento acuto l'altro. No, sbagliato. Sono gravi tutti e due. C'è un caso in cui noi dobbiamo mettere l'accento grave su so, e però diventa so, che vuol dire... Messomia. No, No, messomia ecco, è sempre acuto. ecco. Diventa grave quando vuol dire il suo. L'engir col Ah, so. le soca, Il soca. messo il padrù del soca. Se ho messo il padrù del Medeca, lui è il padrù del so. 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 Ok. In questo caso sì, metto l'accento grave. Se no, so è sempre È accento. sempre acuto. Bravo. Grazie, prof. Scusi l'interferenza, ma voglio impararlo bene. Brava, va benissimo, glielo dica, se ha modo di sentirli, gli dica Certo. l'accento grave sulla O va solo quando intendo dire suo. O il somurus. O il so. Perfetto. Grazie. Prego. Congiuntivo passato. Chi è che me lo legge? La signora Fra. Ha scritto in chat che non può... Fa niente. Allora, niente, va bene. Chi è che non ho sentito? Menek. Le che il ghe. Al ghe, sì. Eccomi. Allora, congiuntivo imperfetto. Sì, facciamo l'imperfetto. Io volevo... Va bene, vai. Se me fosse. Oppure? Lo leggo o devo dirlo? Lo legga prima. Va bene. Allora, se me fudesse o fosse, se te fudesset o fosset, se il fosse o fudesse, se non te l'han fosse o fudesse. O il fossile è la morla. Il fossile. Se non fosse o fudesse, se o del fosse o fudesse, se lui fosse o fudesses. Fedesse. Provo, ma non mi garantisco, provo a dirlo. Allora, a fare una frase o a ridire la coniugazione? Lo coniugo? Sì, dai. Allora, se me fudesse, se te fudesset. Bravo. Se lui fudesse. Va bene. Se noder fudessem. No. Se noder am fudesse. Se siamo arrivati a noi, se voi se oter fudessef. Sì. Se voi lessi, se lur fudesse. Ifedes. Lei dice la O come se fosse una U. Attenzione che è una O, né? Fudesse. Fudesse. Fudesse e non Fudesse. Va bene? Bravo. Sì. Vi faccio una frase, dai. Se oder fudessef do braescete. Canterif una canzone. Canteressev una canzone. Che però sarà un condizionale che vedremo dopo. Bravo. Scusi, lei mi ha detto se oter fudessev do braescete? Sì. Ma oter è maschile. Ah, è vero. Allora du braescet. Du braescet, ma me lo dica invece in Ci becca subito, Ci becca subito. Allora, lo penso in italiano prima. Se voi foste due brave fanciulle, ragazze, bambine, cantereste una canzone. La canzone. Allora, se oter. No, oter è maschile. Oddio, mi aiuti. Otre, l'aiuta. Fudessef do braescete. Cantereste una bella canzone.
Bravo. Adesso mi dica do, bra, scete. Dove mette l'accento? Tutto è Ma do, bra. sull'aggettivo numerale? Sì. Sulla O? Che accento mette? Un accento breve. Beh, Do. quello lungo io non l'ho mai visto di accento. Sì, voglio dire l'accento non grave, insomma, l'accento stretto. Do, ma no. Do. Do, bra, scete. Do, mia do. Do, ok. Che accento Quindi è è? aperta. Quindi un accento? Grave. Oh, bravo. Brae? Brae, sulla A. Bravo. Acuto o grave? Un accento grave. Può metterlo acuto? No. No, perché la A ha solo... Perché la A è solo così. Attenzione, come scrive scete? Scete, oddio. S, va bene, S. C. Sì, ma devo mettere un trattino, se no leggo scete. Sì, S trattino, sì. CE. Sì. TE. Benissimo. Quale è accentata? La prima E. Bravo. Che accento mette? C'è l'accento aperto. Quindi grave. Bravo. Sì. Bravo. Oddio, è stata difficile questa lezione. No, cari, lo so benissimo. Mi scusi, Menek, ma quando è facile? No, il fatto che devo proprio tradurlo come se fosse inglese, pensare l'italiano e tradurlo in bergamasco, no? Come se fosse inglese. Non penso in dialetto, penso in italiano, questo è l'errore. No, non è un errore, non è un errore. I primi tempi bisogna lavorarci tanto per pensare già subito in dialetto. Vabbè. Devo fare un full immersion a Bergamo. Bravo. Allora, trapassato congiuntivo. Sempre Menek, dai. Allora, trapassato congiuntivo. Allora, lo leggo prima, altrimenti poi vado in confusione. Certo. Se me fudesse istac, se tete fudesset istac. Dica o fudesset, o, non u. O, ok. Se me o fudesse istac, se tete fudesse istac. Fudesse istac. Se lui fudesse istac, se noder an fos fudesse istac, se oder fudesse fistac, se lur i fudesse istac. Benissimo. Mi faccio una frasettina? Oddio, mi mette in crisi. Allora, se noder fudesse istac a ca, sì. Garessem vest la partita. La televisione. Va bene, però Garessem non va bene, ma Vres vest la televisione. Me lo vediamo dopo il condizionale. Va bene. Allora, siamo a posto. Avete capito tutti la differenza di congiuntivo passato, congiuntivo trapassato, tempi semplici, tempi composti? Diciamo di sì. Ecco, poi ve li guardate, li avete lì scritti, no? Dai. Così andiamo avanti e facciamo il condizionale. Voglio sentire, ma la signora Maraglino, perché non la sento? Ah, ecco perché. Posso ascoltare. Può ascoltare e non può. Vabbè, Carmen. Ci sono. Brava. Modo condizionale? Devo leggerlo. Condizionale presente semplice. Sì. Me sares, teta sareset, lul sares, noteram sares, oter saresev, lur i sares. Facciamo anche il passato. Ok, condizionale passato composto. Me sares istac,
Teta sareset istac, lul sares istac, noteram sares istac, oter saresev istac, lur isares istac. Perché io ho messo la I prima di stac, nel caso di oter, di lur? Perché è loro proprio loro, no? Per No. questo motivo? No, è proprio solo una questione di cacofonia. Ah, ho capito. Diventa più difficile dire teta sareset stac. Quindi per facilitare questo compito di pronuncia mettiamo la I davanti a stac. Teta sareset istac. Lul sares istac. È più semplice che dire lul sares stac. Sares stac. È Certo, più difficile dirlo. difficile da pronunziare. Allora, facciamo una frasettina, dai. Mettiamoci dentro anche un congiuntivo. Un congiuntivo? Vediamo, congiuntivo, imperfetto, o non so. Come vuoi. Sì, facciamolo imperfetto, è più semplice, dai. Imperfetto. Sì, dai, congiuntivo imperfetto. Ma con avere o con essere? Sempre con essere, abbiamo fatto solo essere. Con essere, con essere. Io in italiano, se io fossi bella sarei corteggiata. Se me saresti bella. Qui la volevo. No, se me fosse bella. Brava, se me fosse bella, saresti corteggiata. Brava, perfetto. Guardate che non è semplice, né? Davvero siete bravi. Me ne faccia un'altra, a scelta, con un congiuntivo. Con un congiuntivo. Un condizionale. Se noter fös in Dutch insieme ai nostri amici, sares istac content. Brava, ha usato già. Brava, ha usato già sia il congiuntivo trapassato che il condizionale passato. Brava, brava. Bene, qualcun altro vuol fare una frase con il condizionale preceduto dal congiuntivo? Tipo, per esempio, vabbè, mi viene in mente il signor Giorgio, ma non so se ha voglia. Tanto cadiamo in piedi col signor Giorgio, vero? Signor Giorgio che non apre l'audio. Ce l'abbiamo Oscar? Mi sembrava di averlo visto. Eccomi qua. Bravo, perfetto. Dai, mi faccia una bella frase congiuntivo condizionale. Vediamo, allora. Si note. Se note. Saressa. No, sì. congiuntivo prima. Se no. Odessa. Sì, Anfedes. Anfodessa. D'inverno. Inverno. In inveren. Noteram seressa colli. Al cold. Al cold, è giusto? Perfetto. Se noteram fedes in inveren, seressa al cold. Rispondimi perché sono in... qualcun altro? Fa niente. Qualcun altro? Allora, vediamo un po' chi ha voglia di
chi è che non ho chiamato? Perché poi Vabbè, ma io sento sempre anche la signora Sara che la faccio leggere, ma non sento mai che cosa mi dice lei. Mi faccia una bella frasina, Sara. Ok. Se oter födesi staci acá, voi? Födesi staci acá, Sì. essere mia succedit che lavoro. Va bene, al sares mia succedit che laurla. Benissimo. Mi dica come scrive Födesev. Födesev con la dieresi sulla O. Posso mettere un accento dopo la dieresi? Sì. Certo, brava. Sì, sulla E. Födesev. Va bene. Accento chiuso o aperto? Aperto, grave. Va. Födesev, Istac, H, aveva detto lei? H, sì. Sares mia succedit. Al sares mia succedit, va bene. Ecco, sares, ma ci vuole prima il pronome al sares. Al sares. A, preposizione semplice, L apostrofo, che significa quella cosa, non sarebbe stessa, il mio pronome L apostrofo. Vediamo qualcun altro. Madonna, sono già le 7:21, non abbiamo fatto l'avere. Fa niente, vediamo i modi infiniti. Presente dell'infinito che è S. Provate a farmi una frase con S all'infinito. Sempre Sara. Allora, all'infinito, Ciao. Devo farla in italiano prima. Es simpatek. Brava. Lei è bella ur. Lei è bella ur. Brava, brava, perfetto. Passato, infinito. Che sarebbe essere stato. Certo, o essere stati. Si stac a che la festa. Mi è piaciuto. Esatto, mi è piaciuto. Perfetto. Devo scrivere me piaciuto. Come scrivo? Allora, me piaciuto, un attimo, che lo scrivo, me piaciuto. Allora, me con l'accento grave. Dai, ma quante parole sono me? Ah no, è monosillabo, no, niente, nessun accento. No, 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 no. Me. Ah no, me è il verbo essere, mi è. Quindi M apostrofo è con l'accento. E quale accento? Grave o acuto? Me. Me o me? Me. Me. Aperto. Certo, quindi grave. Grave. Piasit, come lo scrive? Piasit. Piasit. Sull'ultima I. Piasit, sull'ultima I, perfetto. Grave o acuto? Grave. Potrei scriverlo acuto? No, perché non esiste. Bene, brava. Oh, là. Perfetto. Signora Angeretti, che le piace? Mamma, va bene. Allora, participio presente. Participio presente non esiste. Pertanto si usa la formula che l'era dre a che le dre a. Va bene. Allora, la mia mamma le dre a Natal Fornell. Sì, va bene. Sì. Beh, voleva essere il verbo essere, ma va bene, va benissimo. Certo. Le dre a Natal Fornell. Le dre a fa, le dre a di, le dre a Rogna André. Sì, va bene, va tutto bene, perfetto. Participio passaggio, stac o stacia, maschile e femminile. Me sostacia al cinema. Qui la volevo. Me sostacia, che cos'è? Sono stata. È passato? Passato remoto.
No, Non esiste il passato remoto in bergamasco. no. Quindi è... Messo staccia il lec fino ai neuf. E quindi che tempo è? Sono stata participio presente. Ah, no! No, allora, sono ignorante di italiano, sto studiando anche l'esperanto e faccio un casino della Madonna. Non si preoccupi. Sostac è passato prossimo. Passato prossimo. Tete se staccia. Ieri sono stata al cinema. Passato prossimo. Perché è passato prossimo. Ed è indicativo presente. Ma io le avevo chiesto, mi faccia una frase con il participio passato. È passato. No, non ci arrivo. Lui ieri è stato all'ospedale. Me stac, tete se stac, lui le stac. Passato prossimo. Participio passato. Invece io voglio participio passato. Passato. Quindi non devo avercelo il verbo essere davanti. Sì. Non c'è il verbo essere. Sì, quindi me sostaccia. C'è il verbo essere. Ah, certo. Me stae in de stala. Imperfetto. Me sta in de stala. Tete stai in de stala. Ecco, stavo. Ecco, passato. Me, questo è sempre essere, sere, straca. Imperfetto. Ecco. Tete sere. Tolga la persona. Ok, tolgo la persona. Seretin del Bosco. No, è sempre... No, non ce la faccio. Tolga la persona. Sara, smetta di ridere. Mi faccio un suggerimento. Non riesco neanch'io. Sto pensando anch'io. Provo io? Provi. Stacia è la cusina, la se metti da cucina. Bravo! Stacian de cucina, la se metti da drea cucina. Stacian de cucina. Ecco! Dove sbagliavo. Ma se io metto il soggetto rimane sottinteso, quindi stacian de cucina, se metti da drea cucina. Stacin del bosco, la catati fons. Chiaro? Staci leci la dormit. Perfetto. Quindi non ci vuole mai il soggetto? Se vogliamo usare il participio passato, no. E non ci vuole il verbo essere. L'abbiamo, certo, è il verbo essere. È il verbo però senza la persona. Stac. Quanto dobbiamo imparare ancora? Mangiato o il gelato, l'andac in sita olta, che vuol dire dopo aver mangiato il gelato. Chiaro? Ecco, è quello che io non avevo capito. Vabbè, ma non è semplice, ragazzi. Non è semplice per niente. Abbandoniamo i verbi, che riprenderemo la prossima volta, e fatemi questo esercizietto velocissimamente. Allora, traducetemi questa frase in bergamasco. Uno ciascuno non fa male a nessuno. Signora Angeretti, va bene, sempre lei. U per U fa male a Nigu. A nissu o nigu? A nissu o a nigu. Oh, come scrive U per U? U con la dieresi. Per U con la dieresi. L apostrofo. Il fa. Mal con l'accento. Cosa facciamo con fa? Fa con l'accento grave. E acuto quando lo mette? No, non è un fe. È un fa. Quindi quanti accenti ha? Nessuno. No, uno sì. Con l'accento grave. Accento grave, ma solo quello. Quindi non dica neanche grave, con l'accento. Con l'accento. Fa? Mal. Fa con l'accento. Mal.
Senza accento o con senza l'accento? accento. Mal con l'accento. Beh. No, senza accento. Accento? Mm? A Sì. non serve perché è una... a nisù Mm? con l'accento, con la dieresi sulla U. Bene, perfetto. Mi dica una cosa. La vedighe. La vedighe o la ur. Mal, mi faccia una frase con mal. A me fa male il pe. Fa male il pe. Gliene dico un'altra io. La depressione è il mal più brutto che è. La depressione è il male più brutto che ci sia. Ho usato la parola mal al maschile. Però qui non serve l'accento. Non fa niente, non le chiedo un'altra cosa. L'ho usata al maschile o al femminile? La depressione è il mal più brutto che è sempre maschile, perché è un male. La Brava. depressione è un femminile, però il male è un maschile. C'è un caso nel quale noi usiamo mal al femminile? Una mala fobna. Vabbè, in questo caso mala. Io sto Certo, dicendo c'era, l'ho letto nelle sue lezioni. Però non mi ricordo. Sono quei nomi che si possono usare sia al maschile che al femminile. E se io dico, Madonna mia, che il peché me fa una mala. Una mala, certo. Non una mala, una mal. Una mal, però diventa femminile. Diventa femminile perché era un modo di dire come il giorno, la de. Noi diciamo al de den che is cech i combina negot, sponta la de. Quindi il giorno può diventare anche femminile in qualche caso. Ragazzi, vi ho fatto impazzire, quindi vi lascio andare alle vostre famiglie. Giusy, io le ho mandato un messaggio perché è una cosa che è importante per il gruppo esperantista, perché chi ha scritto Rasa Bergamasca sotto la Sender Brasca e dovrebbe esserci lì in sede il detto, è stato il primo esperantista bergamasco e mi ha chiesto di chiedere una cosa al gruppo del Ducato. Per cui se posso parlargliene, ecco, mi chiede, puoi chiedere cosa sanno dell'ordine degli attaccabottoni anni 50 a Bergamo? Io niente, posso chiedere in Ducato. Certo, perché comunque lui è stato il primo esperantista, il primo bergamasco a portare la lingua esperantista in Bergamo. Ha fatto dei corsi e mi chiedevano appunto se voi sapete, visto che siete del Ducato, se potete verificare se sapete qualcosa degli ordini degli attaccabottoni degli anni 50. Benissimo, chiedo in Ducato. Io non ne so niente, mi spiace, però chiedo in Ducato molto volentieri. Negli anni 50 ero una ragazzina, per cui è normale. Ero una bambina, sì, effettivamente. Va bene, è lei questa. Sì. Arianna Mazza, se me fedes de Berghem, me sares contente, non va bene. Se me fedes va bene, de Berghem, Arianna, dove mette l'accento? Berghem. Sulla E. Quale? Ce ne sono due? Sì, ma quale delle E? La seconda. Ah sì, Berghem. Se me fedes de Berghem. No, io ho detto se me fedes de Berghem. Allora sulla prima. Sulla prima, accento chiuso o aperto? Chiuso. Berghem. Oh, Berghem. Aperto. Me sares. Io ho detto me o ho detto me? Me.
Quindi, accento? L'accento chiuso. Brava, lei l'ha scritto aperto, è sbagliato così. Quindi Bergam con l'accento sulla prima E, me con l'accento chiuso, Sares va bene, contente non esiste in bergamasco, è conteta, con l'accento sulla E ed è un accento chiuso, conteta. Signori, buonasera, me Sares conteta de vlönede che va bene? Buonasera, grazie. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Le sei per il divertimento. Ecco, brava, meno male. Arrivederci a tutti, a lunedì.